Amici di Diretta Sport e sardegnasport.com, buon pomeriggio da Selargius. Tra poco San Salvatore Selargius contro Ponte Casadaste Milano, una parità molto importante per la zona alta del campionato di Serie A2, girone A di basket femminile. Sanga Milano che arriva qui in Sardegna, reduce da una sconfitta che comunque ha fatto male. La vittoria dell'andata al termine di una parità molto combattuta. Paolo Cerrato, dirigente accompagnatore, per presentare una parità che insomma deve rappresentare un po' la scossa per voi. Sicuramente dovremo fare un qualcosa di più del solito, praticamente dopo una buona partenza sia noi che anche la vostra squadra Selargius, sicuramente adesso dobbiamo verificare e dare sul campo quello che possiamo essere nei primi posti del campionato. Vediamo, perché il Selargius è sicuramente una buonissima squadra, è stata una rivelazione come siamo stati noi, vediamo, oggi sarà molto combattuta. L'andata è una partita molto equilibrata che avevate vinto grazie a quel break decisivo nel cuore della partita, un Selargius che aveva conservato anche qualche rimpianto. Che partita vi aspettate? Combattutissima fino all'ultimo punto, l'ultimo minuto, vediamo chi è che la spunta, perché è veramente molto sul filo di lana. Come state dopo la sconfitta in volata contro Costa Masnaga? Non ce l'aspettavamo, perché sicuramente è stata un contraccolpo, però vediamo, perché le vedo ragazze molto motivate, quindi hanno voglia di riscattarsi. Allora, ringrazio Paolo Cerrato, partita che si preannuncia molto combattuta tra due squadre di livello abbastanza simile. Qui a Selargius ci sono sempre grosse battaglie. San Salvatore, che come dice sempre il suo coach Fabrizio Staico, deve puntare sulle partite casalinghe per costruire la sua finora ottima classifica. Tra poco dunque andremo a seguire dalla palla 2 la sfida tra San Salvatore e Ponte Casadaste Milano, tra pochissimo dunque la telecronaca del match. Amici di Diretta Sport, di nuovo collegati per la telecronaca di questa sfida tra San Salvatore e Ponte Casadaste Milano. È la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di basket femminile, girone A, una sfida d'alta classifica, una sfida in piena chiave playoff tra le sarde di Fabrizio Staico, reduci dalla vittoria nel derby in casa della Virtus Cagliari all'ultima giornata di andata, e la squadra meneghina che invece è reduce dalla sconfitta casalinga contro Costa Masnaga, una sconfitta che ha pesato non poco per quanto riguarda la classifica e per quanto riguarda il morale della squadra allenata da coach Ugo Pinotti. Partita la sfida tra la squadra giallo-nera, completo giallo con inserti neri, e la squadra del Sanga Milano targato Ponte Casadaste, completo bianco e arancio. Attenzione subito al tentativo dal post medio per Gomes da Silva, che poi appoggia il vetro da una posizione di precario equilibrio e non riesce a trovare neanche il ferro. Anna Lussu, gran prestazione per lei contro la Virtus Cagliari, 23 punti, una prova davvero maiuscola. Attenzione a Ridolfi che si alza subito da 3 punti, tripla che però non va a segno. Andiamo a vedere allora i quintetti scelti da Fabrizio Staico e da Ugo Pinotti. Staico che ha le scelte nettamente obbligate, con l'assenza di Ada De Pasquale, davvero sfortunata con la lussazione al dito, circa 3 settimane di stop per lei, che già aveva avuto un problema per una botta alla testa accusata nella sfida contro Crema. I primi 2 punti arrivano in contropiede con Giulia Maffenini, una delle giocatrici più importanti dal punto di vista realizzativo per il Ponte Casadaste. Dicevamo Staico con le scelte obbligate, e quindi con Manfred che firma i primi 2 punti della partita. Ci sono Ridolfi, Anna Lussu, Ljubenovic e Laccorte. Per quanto riguarda invece il Ponte Casadaste, in campo ci sono Maffenini con Gomes da Silva, poi Pozzecco, quindi anche la numero 7 Roberta Martegliano, che si va a prendere subito il fallo di Anna Lussu, e a completare il quintetto la numero 18 Martina Piccotti. In lunetta andrà per la prima volta Roberta Martegliano, lei con Pozzecco e Maffenini sono le giocatrici sicuramente più temibili per quanto riguarda la squadra di Staico, ma ovviamente anche Gomes da Silva, 15 punti nell'ultima sfida contro Costa Masnaga, è giocatrice da temere nella metacampo del
della squadra giallonera. Adesso è Picotti a duellare con Manfrè, subito la tonnara nel pitturato, alla meglio proprio Giorgia Manfrè. Alla fine la palla è controllata da Ljubenovic che rilancia la transizione guidata da Lacorte, pasticcia poi Lacorte nella penetrazione, la palla è ancora del San Salvatore, si butta dentro Ljubenovic con grande esperienza, va a prendersi il fallo, il contatto con Martina Picotti, e il primo fallo della difesa meneghina. 2 pari il punteggio, 8-15 per chiudere il primo quarto di questa sfida che, come detto, vale tanto in chiave classifica per il San Salvatore, la possibilità di rimanere e allungare magari anche verso le zone nobili, mentre per quanto riguarda il Ponte Casadaste la necessità di accorciare rispetto al duo di vetta, che è composto da Broni, 26 punti, solo vittorie per la squadra di Sacchi, e Crema, 20 punti, 18 invece per Ponte Casadaste Milano, 16 per Vicenza e Marghera. Ce ne sono 14 invece prima di questa partita per Villafranca di Verona, Pordenone e San Salvatore Selargius, con il derby del Triveneto tra Pordenone e Villafranca di Verona, che appunto va in scena in questa prima giornata del girone di ritorno. 4-2 con altri 2 punti di Manfrè e 4 punti per lei. Grande entrata da parte di Martelliano e va ad alzare la parabola, il lay up, gran canestro della numero 10. La palla gestita dalla Corte, scarico per Lusso, la tripla in transizione restandosi dietro la linea dei 6,75, tripla che non va a segno. Allora è Pozzecco ad attaccare la linea di fondo contro Ljubenovic che difende bene, costringe, anzi si trattava di proprio Martelliano a provare la penetrazione, chiude la strada Ljubenovic. Martelliano va per lo scarico verso Pozzecco, palla che però termina direttamente in braccio alle ragazze della panchina milanese. E allora palla persa dalla Ponte Casadaste con Ljubenovic, tripla fuori ritmo, corta la tripla da parte della giocatrice slovena, e poi va Maffenini a scappare via in contropiede. Il fallo da parte di Giulia Ridolfi, primo fallo per lei, terzo fallo di squadra per quanto riguarda il San Salvatore, e 4 pari il punteggio, con Pozzecco a guidare questo attacco, andare ancora in punta da Picotti che va ad attaccare Manfrè. Grande entrata da parte di Martina Picotti, la numero 18 appoggia al vetro in sottomano battendo dal palleggio Manfrè, che non ha potuto ottenere il primo passo di Picotti. Manfrè prova subito a rispondere con la stessa moneta, giro sul perno, il tiro però è sbagliato dalla numero 15 del San Salvatore. All'andata l'abbiamo ricordato anche nella prepartita con Paolo Cerrato della Sanga Milano, è stata una partita molto equilibrata che però il San Salvatore aveva perso, non riuscendo a rimanere agganciato alla sfida nel momento chiave. C'è il time out chiamato da Fabrizio Staico, il vantaggio milanese 8-4, 6-33 per chiudere il primo quarto. Si riparte dal vantaggio milanese 8-4 in casa del San Salvatore. San Salvatore che riparte dalla rimessa affidata a Michela Lacorte. Time out primo della partita chiamato dal coach di casa Fabrizio Staico, che evidentemente ha voluto vederci chiaro soprattutto sulla difesa contro le bocche da fuoco bianco-arancio. Adesso è Ljubenovic a provare a costruire qualcosa. In realtà l'attacco giallonero sta facendo molta fatica. Ljubenovic marcata da Picotti, il ribaltamento molto buono lungo la linea di fondo per Giorgia Manfrè, che trova un ottimo piazzato. 6 punti per il San Salvatore, tutti di Giorgia Manfrè, 8-6 il punteggio, 6 minuti per chiudere questo primo periodo. La palla gestita da Maffenini che va ad arrestarsi contro Ljubenovic, ottima la difesa della slovena, lo scarico in punta da Silva, va dentro Pozzecco, il fallo di Giulia Ridolfi, il fallo numero 2 già della numero 13, è un fallo che fa arrabbiare e non poco Fabrizio Staico, che già nelle settimane scorse aveva avuto parole non certo leggere per la sua numero 13, giocatrice molto ondivaga, reduce da 11 punti in casa della Virtus, giocatrice che però ha avuto troppa discontinuità di rendimento, soprattutto relativamente a quelle che erano le aspettative dell'estate, insomma, visto che lei arrivava dal campionato di Serie A1 da Orvieto. 0-2 però per la gita in lunetta di Pozzecco, e allora Lacorte è ad andare ancora verso la linea del tiro libero, va a inventarsi letteralmente questo canestro Michela Lacorte, che va
con il mancino, arrestando il palleggio. Davvero canestro difficilissimo, ma bello per una Michela Lacorte che è in un momento di forma assolutamente ottimo. Maffenini uscendo dai blocchi da 3 punti, gran canestro qua da parte della numero 10, davvero strepitosa questa esecuzione uscendo dai blocchi, l'arresto, la tripla pulitissima per il +3 Milano. 11-8, 5-10 alla fine del primo periodo. Ancora Michela Lacorte buttandosi dentro stavolta, alzando ancora una volta la parabola, proteggendosi con il ferro. E 11-10 ancora Michela Lacorte a dare saggio della sua bravura, giocatrice molto molto importante che ha sempre più considerazione da Fabrizio Staico. Adesso è Maffenini a buttarsi dentro, chiede il fallo la panchina, anche se qua Maffenini ha forzato troppo. Lacorte a guidare questa transizione, il blocco portato da Manfrè, la tripla tentata direttamente da Lacorte, l'errore, il tiro però è buono, il rimbalzo però di Ana Ljubenovic prende anche qualche botta in questa circostanza, trova però 2 punti che sono ossigeno per lei e per il San Salvatore che va a sorpassare. 12-11, Picotti buttandosi dentro, raddoppiata dalla cerniera di lunghe Ljubenovic Manfrè. E la strada si chiude, la palla è recuperata dal San Salvatore. Anna Lussu a tutta velocità si deve fermare, viene chiusa, viene accerchiata, e allora la palla è recuperata da Maffenini contro la Corte, si arresta Maffenini, il pallone che sbatte sul ferro, poi sulla parte superiore del tabellone. Si arrabbia non poco il coach, che infatti poi va a chiamare time out obbligatorio perché Ridolfi in contropiede firma i suoi primi 2 punti della partita e San Salvatore va avanti sul +3, 14-11, 4 minuti 3 secondi alla fine del primo periodo. Si riparte, l'inerzia che si è spostata dalle parti del San Salvatore. Il primo time out l'aveva chiamato Staico, usciamo adesso invece dal time out di coach Ugo Franz Pinotti, perché il Ponte Casadaste Milano negli ultimi 2 minuti ha avuto grossi problemi. Manda in campo Angelica Tibè, la squadra meneghina, in campo anche Federica Pozzecco che va a buttarsi dentro, canestro cercato molto molto complicato, e infatti arriva la palla persa, palla che non vede minimamente neanche il ferro. E c'è un altro recupero da parte del San Salvatore. Anna Lussu e Lacorte per ricevere da Ljubenovic, clamorosa palla persa. Adesso la palla ribaldata da Maffenini per Pozzecco che va per la tripla, anzi Martelliano, la tripla sbagliata, la lotta al rimbalzo tra Tibè e Ljubenovic, problemi per Angelica Tibè che rimane a terra dolorante, nessun problema però per la numero 21 che è andata a lottare al rimbalzo con Ana Ljubenovic. La palla è del Ponte Casadaste, davvero incredibile la palla persa dalla rimessa da parte del trio Ljubenovic, Lacorte e Lussu, che non sono riuscite, nonostante non fossero pressate, a conservare questo possesso, e arriva dunque un altro extra possesso per il Sanga con Maffenini dentro da Tibè a lottare contro Manfrè, il raddoppio di Ridolfi, la palla che gira sull'anello e non arriva il canestro per Tibè. Attenzione alla Corte a buttarsi dentro proprio contro Tibè, il tiro è complicatissimo, prova un altro canestro pazzo qua Michela Lacorte, 6 punti tutti e 3 frutto di 3 canestri davvero incredibili da parte della numero 10, assolutamente protagonista di questo avvio del San Salvatore. 3 minuti alla fine del primo periodo, 16-11 il vantaggio del San Salvatore con la palla gestita da Pozzecco, fuori per Picotti che sbaglia il tentativo pesante, la palla controllata a rimbalzo da Lussu, accerchiata, non può competere fisicamente Ana Lussu in questa circostanza. Alla fine però la lotta a rimbalzo premia ancora Milano, brava però Ana Lussu a non mollare e a comunque impedire che il Ponte Casadaste avesse la possibilità di trovare 2 punti facili. Non segna da un po' ormai la formazione meneghina, la palla gestita da Tibè in punta da Pozzecco che trova subito dentro Picotti. Il fallo da parte di Ana Ljubenovic, non è d'accordissimo Fabrizio Staico che infatti con una smorfia di disappunto va a guardare gli arbitri che sono Paolo Puccini e Andrea Capponi, e la gita in lunetta per Martina Picotti che va per il primo, lo mette a segno la numero 18, quintetto del Sanga che vede Pozzecco con Picotti, Tibè, Maffenini e Martelliano. 1 su 2 per il Sanga. E 16-12 il punteggio, 2:35 alla fine di questo primo periodo, e Lussu a guidare questo attacco. La difesa a zona
da parte del Sanga, la palla girata da Ridolfi che va a cercare nell'angolo Ljubenovic. Palla persa banale da parte del San Salvatore e Stajko non si capacita ancora una volta dell'errore clamoroso delle sue ragazze, passeggia nervosamente davanti alla sua panchina, davvero nessuna parola ma un'espressione che è tutto un programma e dice sicuramente tutto. Attenzione a Maffelini, ancora l'arresto è lungo però la sua conclusione, lotta a rimbalzo con Tibè, l'ultimo tocco il suo, la palla termina fuori, le recriminazioni da parte del suo coach nei confronti della sua giocatrice, alla quale ha detto chiaramente vai a rimbalzo in maniera più energica, con due mani, non con una, cosa che l'ha portata a non controllare questa palla, questo rimbalzo dove non aveva grosse pressioni. Ridolfi dentro da Manfred che ha posizione la zona di 3 secondi e infatti arriva il fallo subito da parte di Giorgia Manfred, bonus falli raggiunto dal San Salvatore, 2 soltanto i falli commessi a livello di squadra dal Ponte Casadaste. Subito il tiro di Ridolfi, tiro complicato dalla rimessa, comunque la conclusione che ci poteva stare per la numero 13. Attenzione a Martelliano, va da Tibè, la pressione da parte di Manfred, è un fallo piuttosto ingenuo quello da parte di Giorgia Manfred che infatti fa arrabbiare ancora una volta molto Fabrizio Stajko. Altra gita in lunetta per il Sanga con Tibè che va a sbagliare il primo tentativo. Chiaramente la situazione falli è molto importante per quanto riguarda il San Salvatore perché con le rotazioni ridotte veramente al minimo vista l'assenza di Ada De Pasquale la situazione falli diventerà decisiva per le sorti di questa partita, una partita molto importante. L'andata, l'abbiamo detto più volte, Fabrizio Stajko era stato pieno di rimpianti per una partita che il San Salvatore aveva dimostrato di poter vincere, l'andamento aveva confermato questa sensazione, mentre Manfenini va in contropiede, appoggia al vetro, il -2, il 16-14 di questo primo quarto che va verso la conclusione, 1 minuto e 10 alla fine. La palla gestita dall'Accorte, ancora buttandosi dentro, stavolta viene battezzata e Tibè va a stopparla. Martelliano in contropiede, il pareggio a quota 16. Ultimo minuto del primo periodo. Analusu contro Martelliano, andare in punta da Ridolfi, l'Accorte ancora con la sua mano mancina da Manfred, il piazzato stavolta è lungo, in precario equilibrio, la palla controllata a rimbalzo da Maffelini. Tibè, il contropiede del Ponte Casadaste, la tripla sbagliata da Pozzecco, il rimbalzo controllato dall'Accorte, 30 secondi, non può andare ovviamente fino in fondo il San Salvatore, però vuole riflettere Analusu, vuole giocare col cronometro, mentre Fabrizio Stajko sveste anche la tuta, è chiaramente un segno della tensione, della pesantezza della posta in pallo di questa partita. Rimangono 7 secondi all'attacco del San Salvatore, ne rimangono 14,9 alla fine di questo periodo, parità 16 pari, equilibrio che permane, un equilibrio che era ovviamente annunciato alla vigilia di questa sfida che può in qualche modo determinare gli orizzonti delle due squadre. L'Accorte, la rimessa è affidata alla numero 10, è una rimessa però molto pasticciata, rischia di perdere palla di San Salvatore, 3 secondi, deve inventare qualcosa Analusu che si arresta sul perimetro, trova il canestro di tabella Analusu, il canestro da 2 punti perché il piede era nella linea, ultimo secondo, la preghiera di Pozzecco e palla che per poco non finisce in fondo alla retina. Si va al primo mini intervallo sul 18-16 in favore del San Salvatore, un primo quarto davvero spettacolare, molto equilibrato. Tra pochissimo il secondo periodo di San Salvatore Selargius, Sanga Ponte Casadaste Milano. Si riparte secondo periodo di San Salvatore Selargius, Sanga Ponte Casadaste Milano, 18-16 il punteggio in favore delle sarde. Un primo periodo molto equilibrato, un intervallo che ha visto Fabrizio Stajko, coach giallo-nero, molto deciso, molto arrabbiato con le sue ragazze, in particolare con Giulia Ridolfi che in questo momento ha la palla in mano, e parole di Stajko che sono state molto chiare: bisogna metterci
l'impegno e la grinta che tutti stanno mettendo in difesa. Questo lo diceva proprio rivolgendosi a Giulia Ridolfi e rivolgendosi alla sua squadra in generale. Ha richiamato alla maggiore dedizione difensiva, al non staccare la spina, perché in alcune circostanze il Ponte Casaдаste ha trovato davvero canestri facili. Ne contiamo a memoria almeno 6 di punti facili regalati dal San Salvatore, con un paio di palle perse in attacco e anche all'inizio dell'azione davvero, davvero sanguinose. Martelliano da Silva, la palla dentro per Tibè, che va a giocare molto bene in post basso. Il fallo, il numero 2 per Manfrè, le proteste da parte del pubblico e della panchina giallonera. Terzo fallo addirittura di Manfrè. Questa è una notizia tragica per quanto riguarda il San Salvatore Selargius, che ha sicuramente un problema adesso, visto che la sua numero 15, tra l'altro la miglior realizzatrice del primo periodo, gravata di 3 falli, 2 su 2 però, e allora 18 pari, 9-12 alla fine del primo tempo per arrivare all'intervallo lungo. Quintetto del San Salvatore che vede sempre Lu sulla corte, Ridolfi, Manfrè e Ljubenovic. La circolazione perimetrale, il tentativo di tripla dall'angolo di Anna Lussu, stoppata dalla difesa. Rimangono 8 secondi, ovviamente la soddisfazione di coach Pinotti, che ha scelto invece Tibè con Da Silva, Pozzecco, Martelliano e Maffenini. Rotazioni non lunghissime anche per la squadra milanese. Ancora buono l'attacco del San Salvatore, la tripla però dall'angolo di La Corte è lunghissima. Pozzecco a recuperare palla, la transizione che però si ferma. Da Silva in punta, canestro piazzato ottimo da parte di Lavinia Gomes. Da Silva, solo 6 minuti nel primo periodo, 0 punti, segna dunque i primi 2 della sua partita. Top scorer del primo quarto che sono state Giorgia Manfrè e Michela La Corte con 6 punti. Miglior realizzatrice invece assoluta è Giulia Maffenini, che ha a referto per il momento 9 punti. Mentre va in lunetta Giorgia Manfrè sul punteggio di 20-18 per il Ponte Casaдаste. Sbaglia il primo tiro libero Manfrè. 8 minuti 25 secondi alla fine del primo tempo. Uno sguardo anche al programma di questa prima giornata del campionato di ritorno, con la sfida appunto tra San Salvatore Selargius e Ponte Casaдаste. Solo 2 partite domenica, ci sarà la sfida tra Crema e Carugate e tra Broni e Marghera, mentre oggi si giocano anche Virtus Cagliari contro Costa Masnaga, partita in diretta su sardegnasport.com e direttasport.it con il commento di Roberto Rubio, mentre la sfida clou è quella tra Pordenone e Villafranca di Verona, quindi Vicenza contro Bolzano e Albino contro Castelnuovo Scrivia. 22-20 il sorpasso del San Salvatore, 22-20, davvero botta e risposta, davvero equilibrio massimo, nessuno riesce a scappare, partita che conferma la sua importanza e anche la sua bellezza. C'è un altro bellissimo canestro da parte di Angelica Tibè, che firma il 22 pari. Manfrè per rispondere, corta però la sua conclusione, il rimbalzo da parte di di Giulia Maffenini, la palla gestita da Pozzecco, che si prende la tripla, è lunga, il rimbalzo di La Corte, può guidare la transizione, la numero 10, 7 minuti e 12 alla fine del primo tempo. La Corte scarica per Ridolfi, difficilissimo, poi con grande lucidità, con grande esperienza, Giulia Ridolfi, che stava per cadere all'indietro, lancia letteralmente la palla addosso a Pozzecco e guadagna il massimo al quale poteva ambire, quindi una rimessa con 15 secondi per l'attacco. L'ingresso in campo da parte di Laura Palmas per il San Salvatore al posto di Giorgia Manfrè, che deve rifiatare, deve anche evitare di avere più falli a carico. Doppio cambio invece per coach Ugo Franz Pinotti, che manda in campo la numero 5 Ludovica Rossini e la numero 18 Martina Picotti al posto di Angelica Tibè e Federica Pozzecco.
Attenzione a questo erroraccio ancora da parte di Michela Lacorte, regala altri 2 punti il San Salvatore, 24-22, 2 punti ancora per Giulia Maffenini che ringrazia, va in doppia cifra, 11 punti. E l'avevamo detto all'inizio del secondo periodo, Staico che si era concentrato sull'attenzione, sulla concentrazione, sulla continuità nella presenza mentale, cosa che non c'è stata in questo frangente nell'attacco, con Lacorte che voleva ribaltare, ha dato un passaggio assolutamente difficile da gestire, che ha prodotto il contropiede facile per Maffenini. La difesa del San Salvatore, Rossini a guidare questo attacco, la palla gestita poi per Martelliano che finta la tripla, decide di buttarsi dentro, rischia l'infrazione di passi, Vada da Silva che alza la sua conclusione, va a sbagliare, il rimbalzo controllato da Palmas, e poi Lacorte con loro ci sono Ljubenovic, Ridolfi e Lusso, ancora Michela Lacorte con il suo solito canestro di totale follia, andando a allontanarsi tutta sulla sinistra, a trovare un canestro incredibile. 24-24 il punteggio, 6-17 per chiudere il primo tempo e time out in campo. 6 minuti 17 alla fine del primo tempo, perfetta parità tra San Salvatore e Ponte Casadaste Milano, con Milano in attacco, la palla gestita da Maffenini, time out in campo dopo lo splendido canestro di Michela Lacorte. Molto bello anche il canestro da parte di Da Silva, che trova davvero una ottima esecuzione. 26-24, Milano che punisce ogni errore da parte del San Salvatore. Sta giocando davvero un'ottima partita a livello difensivo il Ponte Casadaste, San Salvatore che però sta tenendo botta, si sta reggendo sulle invenzioni anche delle singole, con una Ana Ljubenovic che non è sicuramente per il momento nel suo pomeriggio più brillante, e questa è sicuramente una buona notizia per Staico, il fatto di essere in partita senza l'apporto della sua miglior giocatrice, che ha in questo momento ha referto appena 2 punti realizzati nel primo periodo, e adesso la protagonista invece di questa prima parte di partita, ovvero Michela Lacorte, autrice di 4 canestri davvero incredibili. Il fallo su Ana Ljubenovic che si mette in proprio, va a prendersi la linea di fondo a 2 secondi dalla fine del tempo per l'attacco giallo-nero. Si guadagna 2 tiri liberi che sono assolutamente manna per rimetterla un po' in partita anche dal punto di vista realizzativo. 5 minuti 10 secondi alla fine del primo tempo e Ana Ljubenovic va in lunetta per 2 tiri liberi, a segno il primo per la giocatrice slovena, vantaggio adesso di 1 punto per quanto riguarda il Ponte Casadaste. Ana Ljubenovic che fa 2 su 2 e va a pareggiare ancora, 26 pari, equilibrio massimo, e la palla gestita da Ludovica Rossini, ancora la numero 5 per Maffenini che esce dai blocchi, va poi nell'angolo Da Silva, il ribaltamento ancora per Rossini, poi Da Silva che attacca dal palleggio Palmas, il fallo da parte di Laura Palmas che non può tenere in questo caso la prestanza atletica della giocatrice ospite numero 1, che guadagna un fallo importante, il secondo di squadra per quanto riguarda il San Salvatore. 4,50 alla fine del primo tempo, Da Silva, poi da Maffenini, dentro da Picotti, ottima stavolta la difesa di squadra di San Salvatore, ottimo il recupero di Ridolfi, Lacorte a guidare questo attacco, vanno ad aprirsi Palmas e Ljubenovic che poi va a portare il blocco per l'apertura di Lacorte, la stessa Ljubenovic a ricevere, a buttarsi dentro, il rimbalzone di Ridolfi che va a prendersi il fallo di Picotti. Ottima giocata qua da parte di Ridolfi che prima aveva recuperato palla con una gran difesa, poi va a prendersi il rimbalzo e il fallo subito, il terzo fallo subito da parte del Ponte Casadaste. Punteggio di parità, 26 pari, 4,26 alla fine di questo primo tempo. Palmas a trovare subito Ridolfi che si prende subito il tiro, un buon tiro sbagliato, il rimbalzo di Picotti, poi Rossini a fronteggiare Anna Lusso, a provare a batterla dal palleggio, ad andare da Martelliano, il fallo in attacco di Da Silva, fallo in attacco di Da Silva, anzi di Maffenini, non Da Silva, scusate, fallo di Maffenini e non di Da Silva. Fallo in attacco
per la numero 10 del Ponte Casaдаste. 4:10 alla fine, all'intervallo lungo, la corte da Ridolfi nell'angolo contro Maffenini, la palla ancora perimetralmente fatta circolare da la corte, che poi va da Ridolfi, gira sul perro, la strada si chiude letteralmente, scelta molto discutibile qua da parte di Giulia Ridolfi, contropiede ancora una volta letale da parte di Maffenini. 28-26, azione in fotocopia, ne abbiamo viste davvero tante di azioni di questo tipo in questa partita, e tutte che hanno visto il canestro del Ponte Casaдаste. Ancora Maffenini in contropiede, ancora una volta una palla persa, una palla recuperata davvero con grande veemenza, con grande presenza da parte del Ponte Casadaste. 30-26, vantaggio ospite. E adesso c'è la palla persa anche dalla rimessa per il San Salvatore, della seconda palla persa in questo tipo di azione per quanto riguarda le sarde. Martelliano sotto ancora da Maffenini, ancora a segno, forse anche col fallo subito che non viene ravvisato. In un amen il Sanga Milano è avanti di 6 lunghezze. Brutto momento per il San Salvatore, mentre tutto sembra funzionare molto bene per il Ponte Casaдаste, con Pinotti che adesso chiama ovviamente la difesa forte contro Ljubenovic, che si butta dentro, trova l'opposizione di Picotti, si appoggia con grande esperienza Ana Ljubenovic, con grande talento, trova 2 punti molto importanti per le giallonere. E allora 32-28 il vantaggio milanese, il fallo stavolta di Ljubenovic su Martelliano, palla che viene persa chiaramente dalle bianco-arancio. Secondo fallo da parte di Ana Ljubenovic. 2:51 all'intervallo lungo, il vantaggio milanese di 4 lunghezze, e la rimessa affidata a Roberta Martelliano. Esce Pozzecco che va da Maffenini, assolutamente giocatrice determinante dal punto di vista realizzativo, dal punto di vista della personalità. Il fallo fischiato adesso a Da Silva, fallo subito da Ana Ljubenovic, protesta Da Silva. Da Silva che secondo Puccini ha sbracciato nel tentativo di prendere posizione contro Ana Ljubenovic. Stavolta dunque il fallo è stato subito dalla slovena, che invece pochi secondi prima lo aveva commesso, il secondo della sua partita. La corte dentro da Ridolfi, ottima azione, davvero molto bella, ben organizzata dal San Salvatore, e Staico allarga le braccia, come a dire finalmente siamo riusciti a giocare e a eseguire quello che avevamo preparato. -2 San Salvatore, 32-30 il vantaggio del Ponte Casaдаste sul perno. Picotti fermata dal duo Palmas-Ljubenovic, allora corre a tutta velocità Ana Lusso, che ancora non è riuscita a esplodere come aveva fatto nelle scorse settimane. Ultima la sfida del 6 gennaio contro la Virtus, si butta dentro Ljubenovic, murata. Palla però ancora del San Salvatore, 6 secondi per andare al tiro, palla per la corte contro Maffenini, deve inventare qualcosa alla corte, butta per aria un tiro mancino che non trova minimamente il canestro. Maffenini in campo aperto, grande intervento difensivo da parte di Ana Lusso, adesso diventa un'autentica corrida questa partita, non ci si ferma più, avanti e indietro per il campo. Michela Laccorte buttandosi dentro, alzando la parabola, appoggia al vetro, sbaglia il rimbalzo controllato da Martina Picotti. A terra lottano Picotti, Laccorte e Ridolfi. Il fallo è di Laccorte, stavolta Maffenini non si è voluta buttare dentro, ha cercato il passaggio per la compagna in contropiede nel 2 contro 1, ma gliene incolse perché è intervenuta molto bene Ana Lusso, che adesso va a recuperare dopo l'airball ancora di Maffenini, che chiaramente è portata anche a forzare molte conclusioni, tanti punti nelle mani, tanta qualità per lei. Ljubenovic mette palla per terra, subisce il fallo di Pozzecco, che si autoaccusa della irregolarità, non ha potuto tenere il primo palleggio di Ana Ljubenovic. Bonus raggiunto da entrambe le squadre, 1 minuto e 7
secondi all'intervallo lungo. 32-30 il vantaggio milanese in lunetta Ana Ljubenovic per andare a pareggiare dal -6. Assegno il primo libero, assegno anche il secondo. 32 pari, si è svegliata Ana Ljubenovic, che sta in questo finale di primo tempo provando a prendere per mano le sue compagne. Martelliano con Da Silva nell'angolo contro Ridolfi, c'è il taglio di Maffenini, chiusa bene da Lossu e da Palmas, poi Ljubenovic non riesce a recuperare questa palla, la palla vaga e viene presa da Pozzecco, che si butta dentro, si arresta e trova i 2 punti del 34-32, vantaggio ospite. Il possesso gestito da Palmas per Ljubenovic, prende posizione Palmas, non viene servita da Ljubenovic, il ribaltamento è per Lussu, fuori dalla corte ancora per Ljubenovic, si arresta a destra la linea del tiro libero, poi la palla danza sul ferro, lotta ancora Ana Ljubenovic e pareggia a quota 34. È salita di tono Ana Ljubenovic nella parte finale del primo tempo, dopo aver sonnecchiato per 15 minuti. È stata lei a guidare la riscossa selargina dal -6 al 34 pari. Ultimo possesso per il Ponte Casadasте, lo gestisce come sempre Pozzecco, sale a portare il blocco, a ricevere in punta Picotti, che poi viene letteralmente scippata di questa palla. La palla arriva comunque sotto canestro a Da Silva, che commette infrazione di passi, e allora ci sarà l'ultima opportunità per l'attacco del San Salvatore con 7 secondi. Ana Lussu a correre contro Martelliano, vediamo cosa si inventerà la numero 6, probabilmente andrà da sola, si arresta sulla linea del tiro da 3 punti, non riesce a creare alcunché, si va dunque al riposo lungo in perfetta parità, 34 pari, una parità molto molto bella, molto equilibrata, che dunque nei secondi 20 minuti sicuramente regalerà spettacolo e tanta energia messa in campo dalle due formazioni. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Comincia dunque il secondo tempo della sfida tra San Salvatore e Ponte Casadasте Milano, 34 pari dopo 20 minuti ad alta tensione, ad alto equilibrio, partita che non si è mai schiodata davvero dai binari dell'equilibrio. Sanga Milano, che era andato sul +6 nella parte finale, sul 32-26 nella parte finale del primo tempo, poi però è arrivata la riscossa San Salvatore nel momento più difficile, guidata da Ana Ljubenovic, e il 34 pari dunque all'intervallo lungo, 36-34 adesso il vantaggio milanese con i primi 2 punti di questo secondo tempo. La corte dentro da Ljubenovic, ottima circolazione, gli applausi da parte del pubblico e da parte anche di Fabrizio Staico, che ha ancora una volta allargato le braccia in segno di sollievo, ad accogliere, a sottolineare la buona esecuzione offensiva da parte delle sue ragazze, che tutte hanno toccato il pallone. Ancora l'ottima difesa da parte di Ana Ljubenovic a anticipare, a toccare la palla indirizzata verso Da Silva, si prende subito la tripla alla corte, tripla sbagliata, rimbalzone di Manfrè, che poi però non riesce a indirizzare la palla dentro il canestro. Il rimbalzo ancora di Ridolfi, terzo extra possesso da parte per il San Salvatore, si butta dentro Ljubenovic, il fallo da parte di Martina Picotti e arriva dunque il primo fischio arbitrale con la decisione degli arbitri. Vediamo se verranno assegnati 2 tiri liberi ad Ana Ljubenovic. Sì, anche perché era nettamente in azione di tiro qua Ana Ljubenovic. 8:45 alla fine del terzo periodo. Uno sguardo anche alle statistiche del primo tempo, con Ana Ljubenovic che ha segnato 13 punti in 20 minuti, tutti decisivi, tutti nella parte finale del primo tempo. L'unica giocatrice in doppia cifra, sono 15 adesso, perché 2 su 2 dalla linea della carità, dicevamo, unica giocatrice
del San Salvatore in doppia cifra con 15 punti adesso, ce ne sono 8 per Michela Lacorte, 9 per anzi 7 scusate per Giorgia Manfrè, ce ne sono 17 per Giulia Maffenini, la miglior realizzatrice della partita, la miglior giocatrice del Ponte Casaдаste, che adesso, banco a dirlo, va a buttarsi dentro recuperando la palla dalla spazzatura e firmando ancora la parità a quota 38, 8-10 alla fine, all'ultimo mini intervallo di questa partita. Sbaglia l'anticipo da Silva su Manfrè e non perdona Giorgia Manfrè. 40-38, stiamo vedendo ottime esecuzioni, stiamo vedendo una partita dai contenuti tecnici e tattici assolutamente molto valida, una partita davvero di alto livello in questa gara che vale per un piazzamento playoff, anche se in casa San Salvatore in settimana si è cercato di spegnere un pochino gli entusiasmi, ma la classifica parla chiaro, 14 punti, la possibilità vincendo oggi di andare a 16 e quindi accorciare verso le squadre che precedono, tra cui appunto Milano. 40-38, vantaggio San Salvatore, quintetto San Salvatore che non è cambiato, con Ljubenovic, Ridolfi, Losso, Lacorte e Manfrè. Per quanto riguarda il Ponte Casaдаste c'è Picotti con Maffenini, Da Silva, Martelliano e Pozzecco, i quintetti che avevano cominciato la partita. Durante il match Staico aveva chiamato in causa Laura Palmas, mentre coach Pinotti aveva chiamato in causa sia Angelica Tibè sia Ludovica Rossini. Per quanto riguarda l'attingere dalla sua panchina, si butta dentro Michela Lacorte, rischia qualcosa, poi lo scarico nell'angolo da Ridolfi, la tripla è sbagliata ma è comunque un buon tiro. Il rimbalzo controllato da Pozzecco che va a impostare questa azione, sale in punta Da Silva, riceve contro Lusso, avrebbe un mismatch che però decide di non sfruttare andando nell'angolo da Maffenini, anticipata il contropiede del San Salvatore, è rientrata però molto bene la difesa ospite. Allora la Corte decide di ripartire da Ljubenovic che si prende la tripla lunga, rimbalzo di Picotti e poi Maffenini a lasciare la palla a Pozzecco. 6:43 per chiudere questo terzo periodo, ancora Martelliano a ricevere Picotti, attacco adesso molto perimetrale per il Ponte Casaдаste, l'errore da 3 di Pozzecco, il rimbalzo di Maffenini che va ancora da Pozzecco, va poi da Picotti, sotto da Silva, ancora da Pozzecco che decide di mettersi in proprio, si arresta, arriva un altro rimbalzo da parte di Maffenini, poi la lotta furibonda tra Lusso e Martelliano che ha la meglio. Ljubenovic adesso diventa letteralmente una corrida questa partita, la palla finisce ancora nelle mani di Maffenini che cerca la conclusione, succede di tutto, un momento, ultimo minuto davvero di basket rivedibile. Anna Lussu, solita scheggia impazzita dentro l'area avversaria, non riesce a trovare il canestro qua Anna Lussu e poi va a difendere su Pozzecco che decide di andare da Maffenini. Picotti sotto contro Manfrè, alza le braccia Manfrè, si ritrova la palla tra le mani, riesce a recuperare questa palla in maniera abbastanza ingenua. Qua Picotti si è infranta su Manfrè, chiedono il fallo, chiede il fallo in maniera piuttosto energica Ugo Franz Pinotti, si prende anche il rimbrotto da parte degli arbitri mentre si gioca. Manfrè dentro il rimbalzo di Picotti e poi la palla gestita da Martelliano. Secondo tempo che è iniziato, terzo periodo che nella prima metà sta conoscendo davvero un'intensità clamorosa, si va da una parte all'altra senza soluzione di continuità, ormai non si segna da più di un minuto. Losso dalla Corte dentro contro Martelliano, gli strappa la palla dalle mani letteralmente Martelliano, non c'è fallo, direi giustamente. Maffenini in contropiede, appoggia al vetro, subisce il fallo, va a pareggiare a quota 40, avrà anche il tiro libero supplementare. Direi finalmente ci fermiamo perché davvero è stata un paio di minuti di letterale follia qua sul parquet di Via Vienna. Time out anche per far rifiatare le due squadre, direi da parte del coach Selargino Fabrizio Staico. Parità quota 40, 5 minuti 5 secondi alla fine del terzo periodo, pari con il tiro libero supplementare per Giulia Maffenini che in contropiede ha fermato e ripreso il San Salvatore. Libero per la numero 10, fermato soprattutto 2 minuti di pallacanestro non bellissima ma ad altissima intensità tra recuperate, stoppate e tuffi da parte delle due squadre in campo. Sale Ljubenovic a ricevere questa palla, poi va da Ridolfi, schermata Manfrè che infatti non può ricevere
a canestro, sotto canestro. Allora la palla che arriva nelle mani di Lacorte, si deve inventare qualcosa, di solito tiro a una mano Mancina che però è corto e viene sbagliato, dunque allora può ripartire il Ponte Casadaste avanti di un punto, 41-40, 4-32 alla fine del terzo periodo. La palla gestita poi da Tibè che trova molto bene il taglio di Picotti. Coach Ugo Pinotti che ha tolto dal campo da Silva, inserito Tibè in coppia con Picotti e proprio loro due vanno a confezionare questo canestro del 43-40. Si mette in proprio Ljubenovic, isolata nell'angolo destro, va a buttarsi dentro dal palleggio e va a subire il fallo e prendersi due tiri liberi molto importanti in un momento dove l'attacco giallo-nero non sta sicuramente trovando le spaziature, trovando brillantezza e in particolare chiaramente in definitiva punti per impensierire il Ponte Casadaste avanti di 3 punti. Arriva il primo errore in lunetta per la slovena, secondo tentativo per lei che va a segno. 43-41, vantaggio Ponte Casadaste. Pozzecco riceve Maffenini, poi la ricezione a sua volta è di Picotti, il pick and roll con Martelliano che non trova il canestro, la palla contesa tra Picotti e Ridolfi e alla fine la freccia che premia il San Salvatore, che può dunque ripartire a 3 minuti e 40 dalla fine del terzo periodo. Dicevamo nel primo tempo un'ottima prestazione da parte di Maffenini per quanto riguarda il Ponte Casadaste, ottima prova anche però per quanto riguarda la prova a rimbalzo da parte di Martina Picotti. 6 rimbalzi totali, tutti difensivi, una presenza importante a fare la guerra contro Ljubenovic e Manfre. Lo scarico da parte di Ljubenovic per Analusu che va con la finta andando a sinistra, poi l'arresto e tiro. Analusu che non è riuscita ancora a incidere più di tanto. 2 punti per il capitano delle ragazze giallonere. Martelliano contro Ridolfi, sale a portare questo blocco Picotti, seguita da Ljubenovic. Maffenini, l'extra pass per Pozzecco, la tripla aperta, positiva per quanto riguarda la costruzione, non per quanto riguarda invece la realizzazione. E allora punteggio che si abbassa notevolmente, qualità del basket che dopo diciamo i primi 2 minuti del terzo periodo si è letteralmente abbassata. Chiaramente adesso inizia a esserci anche un pochino di tensione, pressione e soprattutto stanchezza in una partita che, come abbiamo detto, vale molto per quanto riguarda la classifica e per il campionato di entrambe le formazioni. San Salvatore che vuole continuare la striscia positiva relativamente dopo la vittoria in casa della Virtus Cagliari. Invece Ponte Casadaste che è reduce dalla sconfitta casalinga in volata contro Costa Masnaga, una sconfitta che ha fatto molto male alle ragazze di coach Pinotti, che infatti vogliono subito riprendere il filo del discorso. Sanga Milano che era partita molto bene, era rimasta nelle zone alta della classifica e poi una flessione nella seconda parte del girone d'andata che ha fatto perdere qualche punto, un po' di terreno rispetto a Broni e Crema che guidano questa classifica. Broni con 2 punti di vantaggio, 26, anzi con 6 punti di vantaggio, scusate, 26 contro 20 rispetto a Crema. Classifica che vede Broni appunto con 26, Crema con 20, 18 per il Ponte Casadaste Milano, quindi 16 per Vicenza e Marghera, 14 per Selargius, Villafranca di Verona e Pordenone che si sfidano in questo sabato 9 gennaio. La palla per Pozzecco, 2 minuti e 8 alla fine del terzo periodo, palla dentro per Tibè a fil di sirena, la palla che sbatte contro il ferro, è un tiro comunque molto difficile per Tibè. Ridolfi controlla questa palla e va a gestirla poi Lacorte contro Pozzecco, ancora Lacorte a chiamare Analusu che esce e va a giocare contro Martelliano, ancora Analusu si arresta, va da Manfre col suo classico piazzato dal lato. Il rimbalzo
non viene controllato da Picotti. L'ultimo tocco è proprio di Picotti, rimessa con 14 secondi per il San Salvatore. 1:39 alla fine di questo terzo periodo, la palla fuori da Ljubenovic che va subito dentro a cercare il taglio di Manfred. Cenno d'intesa tra le due lunghe del San Salvatore, palla che termina direttamente nel campo per destinazione, rimessa per la Corte, riceve Lussu, va da Ridolfi, ancora Ridolfi con 4 secondi per andare al tiro da Manfred, ottimo passaggio di Ridolfi, ottimo canestro da parte di Giorgia Manfred. Bella questa combinazione tra la numero 15 e la numero 13 giallonere, e di nuovo parità qui in via Vienna Selargius, 43 pari, davvero equilibrio assolutamente inscalfibile questo pomeriggio. La palla per Pozzecco, si butta dentro contro mezza difesa del San Salvatore, la palla arriva tra le mani di Tibè, ottima azione da parte di Martelliano. È calato un pochino Maffenini in questo terzo periodo, ha avuto qualche marcatura anche particolare, calata anche la brillantezza da parte della numero 10. C'è l'ottima difesa però del Ponte Casadasta, braccia alte, lettura dei movimenti che infatti non vengono eseguiti al meglio dal San Salvatore, che perde palla sul ribaltamento per Anna Lussu. C'è il cambio per quanto riguarda Pinotti, esce proprio Maffenini, l'avevamo detto, un po' in calo, un po' stanca, infatti Pinotti la toglie per farla rifiatare e tenerla per il momento chiave di questa partita che arriverà, e ipotizziamo fino alla fine. Davvero potrebbe arrivare la volata per un match molto pesante, molto divertente. Pozzecco sulla sirena, alzando questo tiro alla disperata, l'esultanza fragorosa da parte della panchina milanese, che adesso festeggia il +4, 47-43, 12 secondi alla fine del terzo periodo. L'ultimo attacco del San Salvatore, Manfred va da Ljubenovic che taglia il tiro dalla lunetta e il canestro del -2, 47-45. Pozzecco si butta dentro, la preghiera appoggiando al vetro, tiro disperato che non va minimamente vicino al canestro del San Salvatore. 47-45, vantaggio Ponte Casadasta e Milano a Selargius. Tra poco gli ultimi 10 minuti conclusivo della sfida tra San Salvatore e Ponte Casadasta e Milano. Il vantaggio meneghino dice 2 punti, 47-45, con Rossini che parte in quintetto assieme a Pozzecco, Tibè, Picotti e alla numero 17 Cecilia Albano che fa il debutto nella partita. Dunque coach Ugo Pinotti comincia con qualche novità anche per tenere fresche le sue giocatrici più importanti, ovviamente Da Silva, Martelliano, in particolare Maffenini. Staico non ha chiaramente la stessa possibilità di ruotare, e allora sempre Ljubenovic con Manfred, Lussu, Ridolfi e la Corte. Ana Ljubenovic sta letteralmente prendendo per mano le sue compagne, sta prendendo per mano questo San Salvatore e va a guadagnare subito 2 tiri liberi per entrare in questo quarto periodo. Una partita dove davvero non c'è mai stato uno strappo significativo, non più di 4-6 punti di vantaggio per una delle due formazioni, ma insomma davvero vantaggi durati lo spazio di un amen, perché poi la squadra in svantaggio è sempre riuscita a rientrare, a ricucire lo strap, a trovare quindi di nuovo l'equilibrio che continua a esserci qui sul parquet di Via Vienna, un parquet come sempre molto importante per le sorti del San Salvatore. Lo dice sempre l'allenatore di casa, le partite in casa dobbiamo cercare di vincerle tutte contro qualsiasi avversario, dobbiamo giocarcela, dobbiamo sfruttare insomma i vantaggi che possono arrivare dal fattore campo. È un clima comunque sempre molto bello anche qua in Via Vienna, dove gli spalti sono davvero gremiti e il pubblico di casa più o meno giovane si sta facendo sentire, sta cercando di sospingere la squadra giallonera di Fabrizio Staico. Di fronte c'è però un avversario come il Sanga Ponte Casadasta e Milano, che è di altissimo profilo, un avversario che vanta tradizione, giocatrici di ottima levatura. Una di queste è Angelica Tibè, che sta giocando davvero una partita eccellente, e infatti Pinotti gli sta concedendo un ottimo minutaggio e va a firmare i 2 punti del 49-46. Anna Lussu a ricevere nell'angolo destro, poi ad andare verso il centro, riceve Manfred fuori da 3 punti, Ridolfi la tripla
di Giulia Ridolfi, 49 pari, arriva questo canestro pesante, non tanti, non sono stati certamente tanti i canestri pesanti di questa partita. La palla persa da Rossini, che chiedeva timidamente un fallo. Perde palla in attacco dunque il Sanga Milano, e allora la possibilità di attaccare. Sentite anche dai rumori di fondo il sostegno del pubblico di casa, segno che è un momento molto importante. Arriva il canestro di Manfrè, il piazzato di Giorgia Manfrè, 51-49, parzialino di 5-0, uno dei tanti mini parziali di questa partita di una delle due squadre. È un momento comunque importante del match, 8 minuti alla fine della partita, salvo ovviamente tempi supplementari, una eccezione che dobbiamo assolutamente menzionare, perché visto l'equilibrio del match la eventualità di un overtime non è assolutamente da escludere. Vantaggio di 2 lunghezze dunque delle giallonere, con il Ponte Casodaste che conserva 12 secondi per l'attacco. La palla ricevuta fuori da Giulietti, anche lei debutta nella partita, la palla però persa, Losso in contropiede, a segno 53-49, time out in campo chiamato da Ugo Franz Pinotti, 7:52 per chiudere la partita. (53-49) vantaggio San Salvatore in un match che adesso entra nella fase calda. Time out, usciamo dal time out di coach Ugo Pinotti, che ha voluto subito fermare l'emorragia, esce molto bene dal time out il Sanga, con Roberta Martegliano che rientra in campo assieme a Giulia Maffenini, Lavinia da Silva, Picotti e Ludovica Rossini. Arriva subito anche il recupero da parte di Lavinia da Silva. Ha pagato l'inserimento di alcune seconde linee il Ponte Casodaste, e subito, per non rischiare, ha voluto subito mettere dentro le migliori giocatrici, anche se adesso va a rimproverare Giulia Maffenini, a dirle di non forzare le situazioni come nel precedente possesso. Ridolfi a cercare una conclusione complicatissima, a trovare letteralmente un canestro del 55-51. La palla persa adesso direttamente dalla rimessa da parte del Ponte Casodaste, che adesso va in grossa confusione. L'entusiasmo invece è tutto per il San Salvatore. 55-51, 6 minuti e 54 secondi alla fine. Rimessa affidata a Michela Raccorte, che va da Anna Lussu. Si fa sentire il pubblico di fede giallonera. Anna Lussu dentro, appoggia al vetro, evita anche il tentativo di stoppata del gigante numero 1 Lavinia da Silva, e arrivano altri 2 punti. Adesso il San Salvatore prova a scappare, 6 punti di vantaggio. Dentro Maffenini da Picotti, il passaggio per il terzo uomo da Silva, che non riesce a trovare il canestro in acrobazia. Era ancora un possesso per il San Salvatore, che ha la possibilità di cercare il break importante. Ridolfi da 3 punti, corto il rimbalzo di Maffenini, ha cercato di azzannare alla giugulare qua il San Salvatore. Ridolfi a difendere ancora, ma Martegliano va da Rossini. Bel canestro qua da parte di Ludovica Rossini, palleggio, arresto e tiro dalla linea della Carità. Time out stavolta chiamato da Fabrizio Staico, più 4 San Salvatore a 6 minuti e 6 secondi dalla fine della partita. Dal 57-53, una Lussu per il San Salvatore. Si esce dal time out stavolta di Fabrizio Staico, un Fabrizio Staico che ha subito voluto richiamare all'ordine le sue ragazze, nonostante si arrivasse da un altro time out. Non riesce a trovare il canestro Manfrè. Abbiamo detto San Salvatore che era andato avanti sul più 6, la tripla anche del potenziale più 9 per Ridolfi, però un paio di difese non certo all'altezza per il San Salvatore. Allora Staico ha subito chiamato un nuovo time out. Attenzione al Ponte Casodaste in possesso, la palla dentro per Da Silva, che si prende il fallo di Anna Lussu in aiuto. Fallo per lei, 2 tiri liberi per Da Silva e 3 falli per il capitano delle isolane Anna Lussu. A segno il primo tentativo di Lavinia Da Silva. 57-54 il punteggio, 5 minuti e 28 secondi alla fine
del match. Il secondo tentativo non va a segno, qui c'è una palla ancora complicata per Anna Lussu e ancora una palla persa davvero sanguinosa dal San Salvatore. Il fallo fischiato a Michela Lacorte, che cercava di andare a rubare palla a Roberta Martelliano. Non è assolutamente d'accordo qui Fabrizio Staico, ancora più in disaccordo Michela Lacorte. Il fallo della numero 10 giallonera, palla che dunque rimane nella metà campo del San Salvatore, palla gestita da Pozzecco, esce dai blocchi Martelliano contro Lacorte. Martelliano, il blocco portato da Silva, Martelliano arresta forse un po' troppo presto il palleggio, riesce a trovare Maffenini che si prende una tripla tutto sommato buona, l'errore però da parte della numero 10. Pozzecco contro Ridolfi, non c'è il fallo di Ridolfi, lo scarico è complicato di Pozzecco per Picotti, la palla alla fine rimane miracolosamente tra le mani delle ragazze ospite. Pozzecco trova un ottimo piazzato per il -1, 57-56. Qua aveva difeso bene il San Salvatore, non è riuscita però a recuperare la palla quando era arrivato invece lo scarico molto complicato per le ragazze di Pinotti. E adesso c'è l'intervento di Picotti, la numero 18, anticipando Anna Ljubenovic. Lascia comunque solo 6 secondi all'attacco giallo-nero. L'ottima difesa del Sanga Milano, che può adesso cercare di recuperare palla e buttarsi poi a caccia del nuovo vantaggio, visto che è sotto di un solo punto. Anna Lussu, girata, non può trovare minimamente la conclusione. Scadono i 24 secondi, inutile il passaggio di Anna Lussu per il taglio di una Giulia Ridolfi, che dopo la strigliata nella prima parte di partita tutto sommato ha portato un buon contributo alla causa e ha sicuramente rappresentato un buon fattore per il San Salvatore, che conserva un punto di vantaggio, 57-56, 4 minuti e 25 secondi per chiudere questa partita. C'è necessità di asciugare il pitturato, se ne occupano in prima persona Pozzecco e Maffenini, in particolare quest'ultima con lo spazzolone ad accelerare anche le operazioni per riprendere il gioco. Affidata proprio a Maffenini la rimessa, Maffenini e Pozzecco per portare di là la palla e dunque cercare il nuovo vantaggio. La palla gestita da Pozzecco, qualche problema nella ricezione per Martelliano, esce Picotti in punta contro Ridolfi, il ribaltamento per la numero 4 che pensa alla tripla, guarda il canestro, poi però decide di non prenderselo. Il tiro di Maffenini, tiro che è da 2, piede nettamente dentro l'area. E allora nuovo sorpasso Ponte Casodaste, l'avevamo detto quasi come profezia, ma era una lettura davvero facile, una partita dove nessuno riesce a prendere le redini in maniera a salda, e quando si scappa anche di 6-7 lunghezze non c'è verso di mettere le mani sulla partita. Adesso Ridolfi, l'abbiamo detto, è in palla e trova la tripla del 60-58. Adesso sì, Ridolfi sta dando quel contributo che Fabrizio Staico in prima persona si aspetta da Silva, completamente libera, può prendersi un piazzato dal post alto senza il minimo disturbo, lo sbaglia e allora 3-22 per chiudere questa partita e +2 palla in mano per il San Salvatore. Michela Lacorte va a battere Pozzecco, a prendersi il fallo, e il fallo numero 2 per Pozzecco. Time out in campo chiamato da Ugo Franz. Pinotti sul 60-58 per il San Salvatore a 3 minuti e 19 secondi dalla fine del match. 3-19 alla fine, la rimessa di Ridolfi, la pressione a tutto campo da parte del Ponte Casadaste, si butta dentro Ridolfi, tutto sommato ne era venuto fuori un buon tiro per la numero 13 giallonera, poi però c'è l'errore in entrata e allora l'attacco adesso è del Sanga con Maffenini fuori da Martelliano, dentro con la mano mancina andando a sinistra, 2 liberi per lei. Il fallo che viene fischiato a Ridolfi. Ridolfi che non ha avuto la presenza, insomma la capacità di rimanere stabile in questo caso su questa difesa, era comunque aveva buon posizionamento, poi è andata invece a cercare la palla e ha dunque dato 2 tiri liberi a Martelliano che fa 2 su 2
e parità quota 60, 2:45 alla fine della partita. Manfred dalla post basso, un giro lunghissimo per cercare il semigancio con il destro, l'errore da parte di Manfred. 2:35, Martelliano contro Analusso, va da Maffenini, chiama il blocco di Da Silva, Maffenini dentro per Picotti, ottima entrata da parte di Maffenini, lo scarico, rimane a terra Ridolfi, probabilmente una distorsione alla caviglia sinistra per Giulia Ridolfi, che rimane fortemente dolorante adesso sotto il proprio canestro. Un urlo per lei, adesso tanto dolore. Per Giulia Ridolfi è davvero, non c'è pace per quanto riguarda il San Salvatore, per quanto riguarda gli infortuni, i problemi fisici, visto che soltanto 3 giorni fa al Palarestivo in casa della Virtus Cagliari c'era stato il problema al dito della mano sinistra di Ada De Pasquale, che infatti è in panchina, indisponibile. Sempre qua qualche settimana fa ricorderete contro Crema la botta alla testa proprio di Ada De Pasquale, il tentativo di penetrare, cade a terra e aveva sbattuto contro la balaustra che delimita il campo dagli spalti, e per lei c'erano stati momenti di preoccupazione. Esce Ridolfi, problema alla caviglia sinistra, ci è sembrato di capire. Questa è un'altra tegola davvero pesantissima per la squadra di Fabrizio Staico, anche perché Ridolfi era tra le giocatrici più pimpanti di questo match, in particolare di questo secondo tempo, e dunque se prima le rotazioni di Staico erano sostanzialmente azzerate, adesso si vanno in qualche modo sotto lo zero, e dunque entrerà sicuramente Laura Palmas, che infatti è già in campo al posto di Giulia Ridolfi. Palla comunque recuperata dal San Salvatore, che deve recuperare anche 2 punti al Ponte Casadaste dopo l'ottimo canestro di Martina Picotti sullo scarico di Giulia Maffenini, che aveva avuto un momento di difficoltà nel terzo periodo. Adesso sta cercando di rientrare in partita, di prendere per mano le sue compagne. La Corte manda via Palmas, che viene fermata proprio da Maffenini. Alla fine riesce a ricevere la numero 11, la ricezione in punta di Manfred, la palla gestita dalla stessa Manfred, che si butta dentro, si prende il fallo di Maffenini. Arrivano 2 tiri liberi, adesso il San Salvatore deve gettare proverbialmente il cuore oltre l'ostacolo, perché davvero si fa molto molto complicata. Piange in panchina Giulia Ridolfi, problema alla caviglia sinistra che sembra piuttosto serio per la numero 13, ma adesso bisogna pensare a chiudere questo match per quanto riguarda il San Salvatore, mentre chiaramente il Ponte Casadaste ora vuole conservare 2 punti e se possibile aumentare il divario. Solo 1 su 2 per Giorgia Manfred, 2 minuti e 4 secondi, 62-61, vantaggio Meneghino, con Laura Palmas che va a fronteggiare Pozzecco. Il blocco portato stavolta a sinistra, anzi a destra, scusate, da Silva, si butta dentro Picotti, altro gran canestro da parte di Martina Picotti, gran partita la sua, giocatrice fondamentale per il Sanga. 64-61, 3 di vantaggio, 1:40 alla fine della partita. Ljubenovic contro Picotti, si butta dentro Ljubenovic, il fallo della numero 18. Non ci sono ovviamente tiri liberi perché è solo il quarto fallo di squadra, quarto fallo anche per Martina Picotti. Rimessa affidata alla Corte, va a prendersi questa palla Analusso, vediamo anche se Analusso nel finale riuscirà ad avere una delle sue scariche di adrenalina. Da 3 Ljubenovic, si prende questa tripla completamente fuori dai giochi, l'errore per lei. Allora Pozzecco, andando a giocare questo attacco, questo ennesimo attacco, sale Maffenini, riceve il blocco di Da Silva mandando a sinistra proprio Maffenini, riesce a ricevere Picotti, il blocco portato ancora da Picotti per Pozzecco che trova l'autostrada, il fallo di Laura Palmas, fallo numero 4 anche per il San Salvatore. Sono comunque 2 tiri liberi per Pozzecco, che aveva già cominciato ovviamente il terzo tempo.
Pozzecco con il primo libero che non va a bersaglio. Sbaglia anche il secondo Pozzecco. 0-2, si rimane su 64-61, 1 minuto e 4 secondi alla fine. Analusu a percorrere tutto il campo contro Mafferini, va fuori da Ljubenovic, la palla gestita dalla Corte per Laura Palmas. Ottima circolazione da parte di San Salvatore, rotazioni della difesa meneghina che vanno a farsi benedire. Manfredi tutta la possibilità, tutto lo spazio, tutto il tempo per scaricare il suo piazzato dai 4 metri. 63 San Salvatore, 64 Sanga Milano. Palle mano, serve una difesa alle Selargine, la tripla a segno di Pozzecco e l'urlo liberatorio della panchina della stessa Pozzecco, perché è una tripla che potrebbe essere decisiva, tripla contro un'ottima difesa del San Salvatore, ma gran canestro qua da parte di Pozzecco. 67-63, 37 secondi 9 decimi alla fine della partita. Time out obbligatorio per Fabrizio Staico. 37 secondi 9 decimi, 67 a 63 il vantaggio del Ponte Casadaste Milano. Serve un canestro immediato, magari da 3 al San Salvatore, per rientrare in questa partita e sperare di poter portare a casa ancora la posta in palio. La Corte fuori da Ljubenovic, attaccare Piccotti, scarico per Analusu da 3, corta la tripla, il rimbalzo di Ljubenovic contrastato da Maffenini, non riesce a trovare il tiro Ana Ljubenovic. Sono passati 16 secondi ed è sempre di 4 punti il vantaggio del Ponte Casadaste. 11 secondi per l'attacco San Salvatore. Analusu contro Martelliano, la stoppata di Da Silva, la palla recuperata da Maffenini e il Ponte Casadaste dunque vede la linea del traguardo vicinissima, anche se arriva la palla recuperata dal San Salvatore. 67-63, punteggio che rimane dunque inchiodato. 12 secondi e 3 decimi alla fine del match. La Corte a ricevere, deve volare Michela La Corte, deve trovare un canestro immediato, non c'è tempo, ci sono 4 punti da recuperare. Palmas getta per aria questa palla che batte sulla parte superiore del tabellone. 1 secondo e 3 decimi, finisce praticamente qua questa partita intensissima, bellissima, tra San Salvatore e Ponte Casadaste e Sanga Milano, che dunque espugna la Sardegna, espugna Selargius, si prende 2 punti molto importanti. Il tiro per aria di Ana Ljubenovic, il Sanga Milano dunque vince meritatamente una partita molto molto bella, molto combattuta, che poteva andare da una parte o dall'altra. E sono 2 punti che pesano in classifica, ma insomma Fabrizio Staico può sicuramente essere soddisfatto. Chiaramente la notizia negativa oggi è quella dell'infortunio a Giulia Ridolfi, perché davvero piove sul bagnato a livello di problemi fisici per quanto riguarda la formazione isolana. Andiamo a sentire i protagonisti del match. Il Ponte Casadaste Milano dunque vince in casa del San Salvatore Selargius, una partita estremamente combattuta come era nelle previsioni. Coach Pinotti, partita davvero tiratissima, che avete vinto grazie a cosa? Grazie a cosa? A tante cose, non c'è una cosa che effettivamente ci ha fatto vincere. Come sempre il cuore, perché quando ci sono queste partite è quello che fa la differenza. Io credo che la partita, che è stata veramente punto a punto fino alla fine, l'abbia vinta chi ha ruotato un po' più di giocatrici. È vero che anche noi come Selargius non abbiamo grandi rotazioni, anche noi normalmente giochiamo con 5-6 ragazze, però avendo appena perso una partita per questo motivo mercoledì ho dato molta turnazione e per esempio Angelica Tibè, che è venuta dalla panchina, secondo me ha dato una grandissima mano alla vittoria di questa partita, perché spesso si fa anche un lavoro sporco, che è quello di difendere, di prendere rimbalzi, che magari si vede un po' di meno, ma è assolutamente prezioso. Tant'è vero che noi alla fine del primo tempo avevamo 24 rimbalzi a 17 per Selargius e io lì ho proprio detto: ragazzi, noi non abbiamo, come dire, intensità, non facciamo, non prendiamo contatto, non andiamo mai a rimbalzo neanche in attacco, e come non detto, migliorando questo abbiamo fatto 15-5 per noi solo il terzo quarto. È chiaro che se prendi più rimbalzi e hai più palloni da giocare riesci a fare qualcosa di più, ma devo veramente fare i complimenti ad Angelica Tibè, perché per me è stata super. Tra l'altro ha anche segnato, vediamo un pochettino perché a memoria non so niente, ha fatto 8 punti che per noi sono super preziosi, quindi ha giocato veramente quei 15 minuti di grandissima qualità.
e chiude infatti con 10 di valutazione, per cui per me la differenza è stata lì. Ecco, visto che su Tibè mi ha risposto con dovizia, le avrei chiesto proprio una domanda su questo. Di solito gli allenatori non hanno molto piacere a parlare delle singole, ma in questo caso chiaramente è diverso. Se lo merita, ha fatto la differenza. Oggi secondo me la nostra straniera non c'era con la testa, adesso io non so i suoi dati, adesso me li guardo, poi 7 punti per un 2 di valutazione, cioè mi ha preso 3 rimbalzi. Quando per esempio Picotti e Martina ne ha presi 15, no? Io ti dico, la gente è abituata a guardare i punti, allora Maffenini super ha fatto 24 punti, ma una che ti prende 15 rimbalzi, gli 8 punti di Tibè, i 13 aspetta, dove sono le 6 Picotti ha fatto una grande partita. Anche Picotti, capisci? E quindi è chiaro che poi Maffenini finisce con 36 di valutazione, è MVP. Però qui c'è la squadra dietro che ha fatto bene, Rossini è entrata, ha fatto bene, insomma quelle che sono entrate anche quei pochi minuti hanno fatto bene, e quando io posso chiaramente pescare dalla panchina qualche cosa di buono è chiaro che diventa tutto più facile. Dall'altra parte il mio collega aveva più di un problema perché aveva fuori De Pasquale e quindi ha una tiratrice e una gran giocatrice in meno. Poi è chiaro che noi penetravamo in continuazione cercando di caricare di falli le loro, è ovvio che con 3 falli poi anche lui deve cercare di inventarsi qualcosa. Alla fine è stata una partita anche bella, devo dire la verità, perché combattuta, su un po' noi, su un po' loro, non c'è mai stato un potere chiaro di una delle due squadre. Alla fine noi siamo stati più lucidi nel finale e questo ci ha premiato. Fabrizio Staico, una sconfitta per il San Salvatore che brucia, c'è comunque sicuramente l'orgoglio di aver dato tutto. Riprendo quello che ha detto coach Pinotti, le rotazioni forse hanno fatto la differenza. Ma senza dubbio l'idea di far rifiatare giocatrici importanti come Maffenini sul quarto poi alla fine fa la differenza. È chiaro che il rammarico c'è, però è anche vero che se la realtà nostra è questa magari cerchiamo di, anche se non è facile, c'è da capire, cerchiamo di essere più concentrati al dettaglio nelle ultime azioni. Tutto qua. Poi è chiaro che Milano è una squadra importante, noi ce la siamo giocati sia all'andata sia al ritorno, quindi questo senz'altro a noi, come hai detto appena tu, ci fa assolutamente onore. Poi per carità, verità a loro, ma soprattutto a noi. Ecco, forse il rimpianto, la rabbia può arrivare da qualche punto facile regalato a loro, soprattutto nel primo tempo. Maffenini in particolare è andata in contropiede, ecco, sì, quelle piccole cose forse alla fine sono decisive. No, certo, diciamo che allora all'inizio partita sono rimaste agganciate dai nostri errori, non dalla loro capacità di fare canestro, la capacità, o perlomeno mi spiego meglio, la loro capacità di fare canestro da un nostro errore e non da una loro costruzione. Sì, certo, noi all'intervallo abbiamo perso 12 palloni, abbiamo perso altrettanto, almeno altri 3 o 4 palloni importanti, 3 canestri importanti per il quale, soprattutto quello finale, per il quale non c'è stata attenzione al dettaglio, e va bene, ci sta. La premessa è che, come detto alle ragazze, noi gli obiettivi li abbiamo chiari, dobbiamo fare punti per salvarci il prima possibile. Abbiamo provato con una squadra che senz'altro ha ambizioni e questo ci deve essere adrenalinico nell'affrontare il prossimo impegno a Scrivia. È una sconfitta che cambia qualcosa nel cammino oppure... No, a Scrivia bisogna vincere forse perché sì, comunque è un avversario molto alla vincere, portata. sì, se noi facciamo fede al fatto che noi ci dobbiamo salvare non cambia niente, cambia solo il rammarico di non acchiappare una salvezza in anticipo. Più si fanno punti in questa fase, più riesci magari a divertirti nella fase successiva. Noi dobbiamo fare in modo di agganciarli ora per poterci divertire dopo. Tutto qua. Ultimissima, come sta Giulia Ridolfi e poi quanta sfortuna, perché davvero ormai 3 infortuni in 4 partite mi sembra alle tue ragazze. Sì. No, allora Ada De Pasquale, niente, la mano si sgonfia, è chiaro che dovrà affrontare un percorso riabilitativo. Speriamo il più semplice possibile. Ridolfi adesso ci parlerò, ma penso che non sia nulla di grave, che possa essere impiegata già contro Scrivia. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei